quindi due parole per presentare l'artista. Francesco De Marco è un artista napoletano, nato a Napoli nel 1964, poi venuto dal 1981 al 2003 qui al nord-est, è vissuto a Udine e in particolare anche a Trieste. Di Trieste ha un ricordo speciale e molto affettuoso, perché considera, a parte i molti amici che gli sono rimasti, ma considera la città una città aperta sia sotto il profilo fisico, e in questo un po' gli ricorda Napoli, sia proprio sotto il profilo mentale, cioè una città aperta dove si intrecciano diverse etnie, diverse culture, diverse anime e vi convivono. A Napoli De Marco è stato allievo di un caposcuola del futurismo napoletano, Piscopo, che è stato poi anche maestro del padre, che è ingegnere e con predilezioni architettoniche e pittoriche. E se voi vedete nelle opere che ci sono, vedete che questo ritmo cinetico proprio del futurismo pervade e permane in tutte le opere, anche in quelle figurative. E posso dire che questa mostra e le opere del 2010, che sono la maggioranza, vanno da lì fino a qui, rappresentano una svolta nella creatività dell'artista, artista che io ho presentato a Udine diversi mesi fa e in cui veniva risposta alla produzione dei lustri precedenti. Nelle opere di quest'anno, in cui l'artista ha approcciato anche una dimensione più estesa, come vedete in questo trittico e in questo dittico, si è concentrato di più sull'olio e anche sulla figurazione, una figurazione che è successiva a questa ricerca precedente, che voi vedete qui. Abbiamo le opere dal 2006, queste sono del 2008, queste di nuovo del 2006. Vedete che sono una sorta di premessa, di analisi, di ricerca scenica che prelude da un canto alla sintesi, ma dall'altra anche diciamo, a una svolta verso il figurativo, che io personalmente trovo eccellente e che è diciamo, in piena sintonia con una certa e molto diffusa tendenza dell'arte contemporanea verso il figurativo, perché dopo anni, direi decenni di concettuale, la transavanguardia dei primi anni 80 fu il primo movimento a rompere, diciamo, questa sorta di omertà mentale che era rappresentata dal concettuale, cioè di fare pittura in senso mentale e non fisico. E qui abbiamo questo figurativo che rispecchia da un canto l'anima dell'artista, che mi sembra un artista colto, profondo, ma solare, con questa solarità che evidentemente gli deriva dal sangue partenopeo e da questo modo di vedere mediterraneo che, per esempio, se voi pensate all'espressionismo, l'espressionismo nasce con Munch, nasce in Norvegia, nasce come introspezione, come pessimismo, come momento di introspezione negativa, però in Francia e in Italia, cioè nel Mediterraneo, assume questo aspetto con Gauguin, con Van Gogh, con Matisse, di gioia del colore e gioia solare, e qui la ritroviamo. Pensando alle opere di Francesco De Marco, ho pensato anche a una liaison con, per esempio, con Sonia Delaunay. Sonia Delaunay è stata un'artista russa vissuta fra la fine dell'Ottocento e poi a lungo durante il Novecento, attiva a Parigi proprio in modo coevo al futurismo. E con il marito Robert Delaunay studiavano e sperimentavano i colori simultanei cosiddetti, cioè i colori vivaci, forti accanto alla luce, e colore, luce e musica fu poi il terzo elemento che aggiunse Robert Delaunay, quindi creando l'orfismo coevo al futurismo, e vedete che anche qui ci siamo.
Su Francesco De Marco si potrebbero dire tante cose. Io ho visto il ritmo, anche la libertà del ritmo chagagliano, la capacità di sogno, la cultura, la profondità, e potremmo vedere anche in certi aspetti addirittura i colori scelti dal Beato Angelico, con un modo così quasi fanciullesco da parte di questo artista di approccio alla realtà. Ma soprattutto quello che io penso sia la qualità prima è essere sensore del proprio tempo, ma essere nel contempo assolutamente originale. E quindi io mi auguro che questa, che è la prima personale tutta realizzata in colori a olio, che io ho visto l'altra che avevo presentato a Udine, che invece era fatta di pastelli, di matite, ecco, preluda ad una forma sempre più matura e completa da parte dell'artista, che soprattutto in certe opere come queste, io amo molto la sua parte figurativa, veramente trovo incantevole. Grazie e auguri.